Oggi voglio parlarvi di una donna che ha osato tantissimo, voglio parlarvi di una donna che osò studiare fisica. Perché dico osò? Perché è una donna che, partendo dalla cittadina di Rovigo, pensate a metà del Settecento, chiese il permesso al padre di iscriversi all'università e di andare a Bologna per affrontare le lezioni e per studiare. Vi sto parlando della figura di Cristina Roccati, che è una figura particolarmente importante, riscoperta dopo tanti anni nella città di Rovigo, in quanto anche il suo nome è riconducibile ad un istituto superiore che c'è appunto a Rovigo. Infatti la figura di Cristina Roccati è particolarmente importante perché, pensate, è stata la terza donna al mondo ad aver conseguito una laurea in fisica. Lei, partita dalla piccola cittadina di Rovigo, infatti con il permesso del padre decide di iscriversi all'università a Bologna. Non abbandona mai gli studi letterari, però lei è affascinata dalla fisica e dalle scienze naturali in generale. Infatti, dopo aver conseguito la laurea, si sposta nella città di Padova e continua l'approfondimento delle scienze naturali, addirittura insegnando fisica newtoniana, per arrivare poi nuovamente nella città di Rovigo a causa di vicissitudini personali familiari e avere quindi la possibilità di presentarsi all'Accademia dei Concordi, dove riceve il titolo di poetessa, ma dove potrà insegnare la sua amata fisica. Infatti è possibile ricostruire la sua attività didattica attraverso dei manoscritti delle opere che sono attualmente in visione a Rovigo all'Accademia dei Concordi. Ma perché sono in visione a Rovigo? Perché fino al 21 aprile 2025 è possibile visitare una mostra dedicata a Cristina Roccati. Cristina Roccati che, ripeto, nella cittadina di Rovigo ha segnato veramente dei passaggi importanti per quello che riguarda lo studio della fisica e le scienze. Io, dopo aver avuto queste notizie, mi sono particolarmente interessata e sono incuriosita, tant'è che consiglio a tutti di andare a visitare la mostra dedicata a Cristina Roccati. Se qualcuno di voi l'ha già fatto, io lo invito a scriverlo qua sotto e a darmi il suo parere in merito a questo interessantissimo personaggio.